Una buona notizia per il mondo agricolo. Sono usciti i nuovi bandi del PSR, del Piano di Sviluppo Rurale. Noi siamo venuti a Mestre, in via Torino, negli uffici regionali, per incontrare l'assessore all'agricoltura Giuseppe Panna, a cui diamo il benvenuto. Buongiorno. Buongiorno a lei. Assessore. Allora, il mondo agricolo finalmente avrà a disposizione quante risorse? Sì, diciamo che in questi 6 mesi di assessorato si è lavorato alacremente per far partire questi bandi. Non è stato così semplice, perché noi transitiamo da una chiusura di un PSR, di un piano di sviluppo rurale che si chiudeva proprio il 31 dicembre, e ricordo a tutti gli amici agricoltori, imprenditori e anche ai telespettatori che la Regione Veneto ha speso il 100% del passato piano di sviluppo rurale, quindi non abbiamo restituito nessun fondo alla comunità europea. Questo è sicuramente un grande successo. Abbiamo investito nella Regione Veneto 1 miliardo e 84 milioni, quindi un grande volano economico. Si entra in regime adesso col nuovo piano di sviluppo rurale, siamo stati i primi in Italia ad approvarlo, siamo stati i primi anche a partire coi bandi, e quindi diciamo che è stato fatto un ottimo lavoro in questi mesi dall'assessorato all'agricoltura e dalla nostra struttura regionale. Partiamo con questi bandi importanti, sono i primi 100 milioni del nuovo piano di sviluppo rurale e sicuramente erano molto attesi dagli amici agricoltori, e quindi abbiamo i bandi sull'investimento, la misura 3, la misura 4, poi sugli investimenti in agricoltura, sulla promozione dei prodotti agricoli, e quindi anche per i consorzi naturalmente delle nostre DOC, delle nostre DOP, sicuramente dei fondi importanti nella loro promozione, gli investimenti e la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, naturalmente poi l'insediamento dei giovani agricoltori, che io ci tengo particolarmente, quindi un pacchetto di 100 milioni di euro che vengono messi a disposizione. Le domande e i bandi sono usciti nel BUR della Regione Veneto, si ha tempo fino al 9 di marzo per fare le domande, e quindi dico a tutti andate a vedere il nostro sito internet della Regione, andate a vedere il BUR della Regione Veneto, e naturalmente affidatevi anche alle vostre categorie economiche o alla VEPA, che vi possono dare tutte le informazioni possibili, agli uffici regionali naturalmente. Assessore, marchio qualità verificata, ha avuto riscontri? Proseguirete su questa strada? Certo, la tracciabilità dei prodotti agricoli e soprattutto la grande qualità dei prodotti agricoli della nostra regione merita questo marchio, è qualificata questo marchio, ad esempio quello della carne, quello attualmente dei prodotti ortofrutticoli. Vorremmo arrivare anche a quello dell'olio, per arrivare anche a quelli del pesce, quindi sicuramente un marchio che vorremmo trovare in tutte le catene di distribuzione, e che ci dice che effettivamente questo è un prodotto veneto fatto da un imprenditore agricolo del Veneto, e quindi dare anche una sicurezza alimentare alle nostre famiglie e ai nostri cittadini. Sappiamo che il 2015 è stato un anno di difficoltà per alcuni settori, in particolare quello della zootecnia da carne e da latte. Bene, invece ha fatto il nostro vino. A proposito di vino e di DOC, che lei citava prima, Pinot Grigio, un'operazione piuttosto, insomma, mi pare di capire interessante, ce la vuole spiegare un po' meglio, di che cosa si tratta? Sì, sta andando bene molto il settore vitivinicolo veneto, siamo i primi produttori d'Italia, la grande DOC del Prosecco, che sappiamo è il primo spumante, e naturalmente anche a livello internazionale. Stiamo puntando molto sulla DOC del Pinot Grigio in collaborazione col Friuli Venezia Giulia e il Trentino, e proprio in questi giorni ci sono state anche delle riunioni tecniche, stiamo smussando un po' tutte le situazioni burocratiche, e adesso nella prossima settimana avremo una riunione tra gli assessori, poi con le categorie, e penso che riusciremo entro la primavera a spedire la documentazione al Ministero, e quindi un importante DOC che farà anche da controaltare economico alla DOC del Prosecco, a dare un valore aggiunto ai nostri agricoltori veneti, naturalmente friulani e trentini.
Penso che entro quest'anno riusciremo a avere questo importante DOC che, ricordo, stimiamo possa avere un valore intorno a 1 miliardo di euro di ricaduta nel nostro territorio. Sì, quindi insomma DOC Pinot Grigio e DOC Sì, è Prosecco uno potrebbero essere due dei operazioni primi obiettivi del simili. sottoscritto e naturalmente anche dell'assessorato all'agricoltura del Veneto. Assessore, sappiamo che la Regione Veneto è presente in insomma, alcune vetrine importanti a livello internazionale, come per esempio il Provine di Düsseldorf per il vino, ma ancora prima c'è Fruit Logistica per il settore dell'ortofrutta. Rinnoverete la vostra presenza? Certo, sicuramente a queste due importanti fiere e attualmente vetrine, ma anche siamo presenti in quelle classiche nostre, quindi il Vinitaly, Fiera Cavalli e soprattutto adesso dei primi qui di febbraio alla Fiera Agricola di Verona, una grande presenza di promozione che non certo abbiamo intenzione di rinnovare e anche di sostenere in maniera importante. Ultima cosa, Assessore, si è parlato di una ristrutturazione ormai qualche anno fa di Veneto Agricoltura. Ecco, a che punto è questa riforma, ristrutturazione? Sì, attualmente è molto attesa, la Regione Veneto sta attualmente anche visto la spending review, ma anche una riorganizzazione interna, sta valutando la posizione di molte partecipate. Veneto Agricoltura è stato proprio presentato entro fine dicembre il piano industriale nuovo, ci sarà la trasformazione del Veneto Agricoltura a un'agenzia, sarà nominato un nuovo direttore dell'agenzia e cominceremo poi alla ristrutturazione attualmente importante di questa agenzia. Quello che a me interessa è che restino comunque attive tutte le informazioni verso gli agricoltori e le innovazioni. Attualmente ci sono dei rami, come in tutte le piante verdi, alcuni rami che sono secchi da tagliare, ma perché la pianta poi naturalmente vegeti, noi dobbiamo un po' eliminare delle strutture che non sono più operative o che non sono più di interesse per il mondo agricolo. Grazie a Giuseppe Panna, Grazie Assessore a lei. all'Agricoltura della Regione Veneto, per questa chiacchierata che abbiamo fatto Grazie insieme. a voi e a tutti i suoi telespettatori. Grazie, e qui da Mestre, dagli uffici regionali di Via Torino è tutto, ridiamo la linea allo studio.